Genio Civile e Protezione Civile della Regione Veneto hanno redatto una nota tecnica riguardo l'evento meteo marino di ieri, evento definito significativo che si è riversato sui litorali veneti e comunque sull'Alto Adriatico. Le registrazioni hanno quantificato la marea sul livello medio marino di 170 cm con punte di 204, accompagnata da un forte vento di scirocco girato a Bora che ha raggiunto quasi 116 km all'ora, con altezze d'onda oltre i 6 metri al largo. I tecnici del Genio Civile Venezia e Rovigo stanno facendo sopralluoghi da cui intanto risulta l'Arenile completamente sommerso per Bibione, Caorle e Porto Santa Margherita. A Bibione il mare ha sormontato la duna invadendo le aree retrostanti e danni ingenti alle strutture in Arenile. L'area SIC, Lama del Revellino, è stata completamente sommersa. A Caorle danni alle strutture nella spiaggia di Ponente con mareggiata giunta al muro paraonde e danni alla scogliera messa a protezione del centro storico. Qui la violenza del mare ha causato lo spostamento di massi anche di grandi dimensioni. L'energia delle onde è stata parzialmente bloccata dai pennelli appena ultimati, mentre la passeggiata a mare tra scogliere e dighe è stata sommersa. Anche a Porto Santa Margherita la mareggiata ha sormontato il muro paraonde, mentre a Eraclea la mareggiata ha sormontato le difese allagando le aree retrostanti e intaccando il sistema dunoso consolidato. A Jesolo la mareggiata ha interessato l'intero Arenile, fortemente eroso in alcune aree, i quali accumuli realizzati dai concessionari hanno contribuito ad impedire che il mare invadesse le loro strutture. Il sistema dunoso è stato danneggiato, mentre tutti i pennelli realizzati dal Genio Civile appaiono integri. Forti danni alle strutture turistiche che si trovano sull'Arenile. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso.